Matteo 27, dal verso 32. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Mentre uscivano trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti tirando a sorte e, postisi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui 2 ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora 9. E verso l'ora 9 Gesù gridò a gran voce: Elì, Elì, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatela di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e, usciti dai sepolcri, dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Preghiamo il Signore. Signore, dipingi a vivo la croce davanti a noi questa mattina, perché possiamo realizzare quello che Gesù ha fatto per noi, quello che noi non potevamo fare. E se questa mattina possiamo cantare a te, se questa mattina possiamo sperare per il cielo, se questa mattina aspettiamo con gioia il ritorno di Cristo e per l'opera della croce, per quell'opera meravigliosa, Signore, dipingi a vivo queste cose davanti a noi, perché ci possiamo prostrare davanti a te e possiamo ricevere tutta la benedizione che è contenuta nell'opera della croce, Signore. Vogliamo uscire da questo luogo ristorati, trasformati, salvati, Signore, esultanti, Signore, perché la vita tu solo la dai, oh Dio. Aiutami, Signore, a condividere la tua parola con i miei fratelli. Riempimi di Spirito Santo. Te lo dico e chiedo con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi, fratelli. In questo brano di Matteo noi sappiamo che la crocifissione ovviamente è narrata da tutti gli evangelisti. Matteo ci riporta, mentre descrive la crocifissione, ci riporta anche
alcune cose che i presenti dissero lì a Gesù. Se avete notato, in pochissime parole descrive la crocifissione. Dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti. Quindi non sta a parlare della croce, quasi come se fosse davvero una macchia, un dolore, un'angoscia. Ed è stato così effettivamente, il Figlio di Dio senza peccato che viene crocifisso. E quindi velocemente Matteo dice al verso 35, poi dopo averlo crocifisso spartirono i suoi vestiti e va avanti. Ma riporta Matteo 3 occasioni in queste 3 ore in cui i presenti, quelli che passavano di là, i sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e ancora gli altri che alla fine odono Gesù gridare e dicono lascia. Per 3 volte Matteo riporta il tentativo, la richiesta dei presenti, amici o nemici, la richiesta a Gesù di scendere dalla croce. Scenda! E noi crederemo che è potente. Gli scribi citano la scrittura, citano il Salmo, si è confidato in Dio, lo liberi se lo gradisce. Scenda! E noi crederemo. E quando gli danno da bere, lascia, vediamo se viene Elia a liberarlo. Per 3 volte. Questo ci potrebbe far capire che forse anche più volte, più di 3, Matteo ne riporta 3, più volte chiesero a Gesù di scendere. Alcuni, dicevo, erano i nemici di Gesù, altri sicuramente erano gli amici che vedevano il Signore sofferente sulla croce e quindi soffrivano loro stessi. Ora Cristo era nella possibilità di scendere dalla croce. Questo deve essere chiaro. Lo disse a Pietro quando lo presero nel Getsemani, vi ricordate? Ma tu pensi che io non possa chiedere al Padre ed egli non mi manderebbe 12 legioni di angeli per liberarmi? Cristo era nella possibilità di scendere, ma non lo fece. Non ascoltò il triplice invito a scendere dalla croce, perché tutto sarebbe adesso, a distanza di 2000 anni, completamente diverso. Il mondo intero sarebbe completamente diverso se Gesù avesse ascoltato anche solo uno di quegli inviti. Tutto diverso. Gesù non è sceso dalla croce. Questo è un insegnamento un po' per noi. A volte ci sfugge la volontà di Dio. A volte facciamo delle scelte che sono a brevissimo termine, per il bene temporaneo, per il benessere temporaneo. A volte facciamo delle scelte per la nostra vita, delle scelte per i nostri figli, delle scelte per la nostra famiglia anche, che procurano un temporaneo, brevissimo sollievo e non ci rendiamo conto invece che dobbiamo guardare a cose maggiori, dobbiamo avere lo sguardo intento alle cose importanti. A volte assecondiamo delle cose che Dio non approva per vedere un sorriso in più. Invece la volontà del Signore forse richiede un po' di sacrificio all'inizio per avere poi dopo la vita eterna. E Gesù, questo grazie a Dio, lo aveva ben chiaro, perché quel non scendere dalla croce fu il gesto di maggiore forza che l'umanità vide mai in tutta la sua storia. Il Figlio di Dio, colui che non aveva conosciuto peccato, colui che odiava il peccato, colui che vide il Padre, lo dichiara sulla croce, abbandonarlo, perché in quel momento era diventato peccato al posto nostro. Il Figlio di Dio era il primo tra tutti ad avere la repulsione per la croce. Era il primo tra tutti a desiderare probabilmente di non vivere quell'esperienza che lo marchiava
come peccato, lui che peccato non era affatto. Eppure non l'ha fatto e dimostra in questo la sua grande forza. Ci volle la forza del Figlio di Dio perché Gesù non scendesse dalla croce. E questa forza diventa per noi un incoraggiamento questa mattina. Gesù non è sceso dalla croce. E su quella croce, tra terra e cielo, elevato verso il territorio dell'avversario, lui ha prodotto per noi la salvezza. Non è sceso dalla croce e noi siamo salvati. Questo non scendere dalla croce di Cristo è grazia per chi invece ha ceduto, per chi invece ha cambiato idea, per chi è sceso forse dalla sua croce, per chi ha cambiato strada. Quante volte siamo caduti? Quante volte siamo venuti meno? Quante volte abbiamo ceduto alla tentazione? Quante volte abbiamo ascoltato chi non dovevamo ascoltare, il nostro cuore per primo? Quante volte abbiamo fatto delle promesse al Signore, la prima tra tutte il giorno in cui siamo scesi nelle acque battesimali e poi siamo venuti meno? Quante volte la mattina ci siamo alzati dicendo Signore ti servirò, un po' come Pietro, morirò per te Signore, ma alla prima occasione, già alle 9 del mattino, abbiamo scoperto che avevamo rinnegato il Signore tante volte. Quante volte abbiamo deluso noi stessi, perché eravamo così incoraggiati di sentire un buon sentimento per le cose del Signore e poi noi stessi ci siamo scoperti incoerenti. Quante volte siamo rovinati tragicamente su noi stessi mentre provavamo a fare il bene e abbiamo scoperto che eravamo così deboli. Quante volte abbiamo peccato? Quante volte siamo andati ai piedi della croce, inginocchiati nella cameretta segreta, a confessare per la 1000ª volta un peccato in cui siamo ancora caduti? Quante volte? Quante volte? Quante volte? Quante volte abbiamo ceduto? E tutte le accuse dei nostri fallimenti, il diavolo ce le porta davanti per demolire, per distruggere, per scoraggiarci, per far dire a noi, prima che lui stesso, è inutile che vai avanti, sei un fallimento continuo. Beh, davanti a tutti questi fallimenti, noi guardiamo a Gesù, che udì un invito a scendere, scendi dalla croce, ti promettiamo che crederemo, scendi dalla croce e soffrirai di meno, scendi dalla croce. Ma egli non scese e nel suo non scendere noi troviamo grazia e amore per noi, perché Gesù non è sceso dalla croce, perché sapeva che io oggi, 9 aprile 2023, sarei caduto e caduto ancora tante volte. Lui non è sceso dalla croce proprio perché sapeva che io tante volte sono sceso, tante volte ho ceduto. Lui non è sceso per farmi grazia, perché quando lo Spirito Santo mi avrebbe poi convinto di nuovo, io avrei potuto guardare per fede ancora a quella croce e vedere che il Salvatore moriva per me. Noi troviamo grazia per noi nel sapere che Lui non è sceso di croce e noi possiamo essere perdonati. Pensate il nostro sgomento, il nostro disorientamento. Se potessimo vedere, tornando indietro nel tempo, la croce al Golgota proprio un attimo dopo il nostro peccato. E noi pecchiamo e sentiamo nel cuore di aver tradito il nostro Signore, ma lo Spirito Santo ci dice forse puoi andare con speranza a Dio, e andiamo e guardiamo la croce e quella croce la vediamo vuota, senza Gesù che moriva per il perdono dei miei peccati e dei vostri peccati. Pensate che disorientamento a guardare quella croce e vedere che Gesù a un certo punto era sceso, diceva non ne voglio sapere, è caduto troppe volte.
Pensate, se quella croce fosse stata vuota, noi non avremmo potuto mai e mai più tornare a Dio per chiedere perdono dei nostri peccati, perché il Padre avrebbe detto: chi paga il prezzo? E su quella croce non c'era il prezzo, non c'era l'agnello. Ma è un'ipotesi fasulla quella che vi avevo appena detto, perché questa mattina, se noi andiamo per fede alla croce con i nostri peccati e chiediamo perdono e guardiamo in alto verso la croce, troveremo Gesù a morire per noi, perché non è sceso. Egli è grazia per noi. Alleluia. Scrive Paolo ai Colossesi: egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Gesù non è sceso dalla croce e noi questa mattina possiamo trovare grazia. Alleluia. Egli lo sapeva. Fratello mio, sorella mia, amico e amica mia, che siete qui, forse rimanendo per tanto tempo lontano dal Signore, Gesù lo sapeva che saremmo caduti, Gesù lo sapeva, ma non è sceso dalla croce, perché proprio questa mattina noi potessimo avere ancora una possibilità di chiedere perdono a Lui dei nostri peccati. Sia benedetto il nome del Signore. Egli non è sceso dalla croce per darci un esempio, per dare un esempio e un incoraggiamento per chi è tentato di cedere. Non vi distraete, è un cellulare. Perché è vero che noi siamo tentati di lasciare tutto, è vero che siamo tentati di farla finita, di non impegnarci più. Quante volte la pressione esterna della vita, quante volte le difficoltà che ogni giorno che ci svegliamo speriamo che diminuiscano, aumentano. Quante volte a un problema se ne aggiunge un altro e poi un altro. Tutto ci spinge a dire che forse è il caso di lasciar perdere, perché non risolviamo nulla. Non c'è un periodo della nostra vita in cui c'è un attimo di tregua. E allora a volte ci stanchiamo di lottare, ci stanchiamo di resistere, ci stanchiamo di fare le cose che prima facevamo senza problemi. Addirittura arriviamo a giustificare il nostro smettere di fare le cose di prima dicendo: ma tanto il Signore mi ascolta lo stesso, tanto il Signore mi comprende. Ma noi in realtà stiamo cedendo, stiamo desistendo. E allora Gesù, che sente per 3 volte l'invito a scendere e non scende, diventa per noi un esempio a non cedere. Coraggio, fratello. Oh, fratello, no, tu non devi rinunciare, perché la fatica finirà. Egli è l'esempio per noi, per non lasciare il cammino. Del resto, fratelli, non ce l'aveva anticipato Gesù, che la via che egli indicava era la via stretta e tortuosa. Non ce l'ha mai nascosto. Non ha mai nascosto che ci sarebbero stati i processi, i tribunali, gli oltraggiatori, i traditori, i nemici. Non ha mai nascosto che il mondo non avrebbe amato il Maestro e non amando il Maestro non avrebbe amato i discepoli del Maestro. Non ha mai nascosto che il principe di questo mondo fa ogni cosa per convincere il cuor nostro a lasciare la via. Non ha mai nascosto. Ma Egli è il nostro Maestro e noi vogliamo imparare da Lui e Lui non è sceso, non è sceso. Vedete,
Negli ultimi mesi mi sono trovato a scontrarmi con un pensiero che sta entrando anche nelle chiese, ed è quello che viene detto così, poi viene aggiustato, che non bisogna spezzarsi la schiena per l'opera del Signore, perché il Signore non gradisce sacrifici. E allora, piuttosto che ammazzarti e morire sotto i pesi, è meglio che ti prendi il tuo tempo. Ora, questo ragionamento che sta entrando nel mondo del lavoro, avete sentito le settimane corte, è buono da un certo punto di vista, ma insinua un principio dietro che in realtà sta facendo cambiare la nostra mentalità di credenti e ci spinge a pensare che al minimo sforzo, alla minima battaglia, alla minima opposizione, noi abbiamo il diritto di lasciar perdere, cercare un'alternativa, perché tutto sommato non siamo stati chiamati ad autodistruggerci. Ma in realtà il Signore ha detto che la vita non sarebbe stata semplice. Il Signore ha detto che i combattimenti non sarebbero mai mancati. E vi voglio ricordare che essere nel regno di Dio significa avere a che fare con le persone, e avere a che fare con le persone è il territorio più difficile nel quale muoversi. Più che sollevare quintali, più che distruggere muri, parlare con le persone, trattare con le persone, avere relazioni con le persone, perché viene l'io, l'orgoglio. Certo, battaglie ce ne saranno, ma qui noi vediamo la gloria di Dio. Quando le cose diventano difficili, noi realizziamo che non abbiamo né capacità né risorse, noi scopriamo che Dio ci dà la forza. Ma voi pensate, di nuovo, altra ipotesi fasulla, pensate se a un certo punto Gesù, che non stava sostenendo una piccola lotta, ma si stava caricando del peccato dell'umanità, da Adamo all'ultimo uomo che ci sarà fino al suo ritorno. Tutti i peccati. Sono innumerevoli i miei peccati. Immaginate tutti i peccati dei miliardi di persone che sono nati nella storia, se li stava caricando tutti lui. Non era una piccola battaglia, era una grande guerra, era un grande peso, era schiacciante, era un peso di morte. Chi più di lui sarebbe stato giustificato a dire, a un certo punto hai tutto il diritto di lasciar perdere. Del resto, tutto sommato, non sono neanche i tuoi errori. Tu non c'entri niente con i peccati di Corrado. Non c'entri nulla, non li hai commessi tu. Hai tutto il diritto. Hai resistito, ci hai fatto vedere che ci ami, hai sofferto la flagellazione, ti hanno anche crocifisso, inchiodato, sbeffeggiato, hai tutto il diritto di lasciar perdere. Hai resistito un po'. Nessuno ti dirà nulla. Noi non avremmo neanche raggiunto il tribunale di Pilato. Infatti i discepoli scapparono al Getsemani. Chi più di Gesù sarebbe stato giustificabile se avesse lasciato? Ma se fosse sceso quel giorno, ognuno di noi, che ogni giorno si scopre in tutta la sua debolezza e nella tentazione di lasciare, avrebbe detto: l'ha fatto il Signore, posso farlo io. Ma Gesù non è sceso, lasciandoci un esempio. Se egli ha trovato in Dio, quando anche Dio lo aveva abbandonato, la forza di non cedere, noi abbiamo un esempio meraviglioso per andare avanti nelle vie del Signore. Coraggio, fratello, coraggio, sorella. Gesù è l'esempio che ci incoraggia. Egli non lasciò perdere tutto, anche se l'ingiustizia, la stanchezza lo opprimevano. Egli trovò nelle promesse di Dio la forza per andare avanti. È scritto nell'Epistola agli Ebrei,
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Alleluia. Sia benedetto il nome di Gesù. Alleluia. E il fatto che Gesù non sia sceso per noi è vittoria per chi crede in Lui. Certo, se Gesù fosse sceso quel giorno dalla croce, tutti i presenti sarebbero stati sconvolti. E voi immaginate come avrebbe fatto? Avrebbe fatto spostare i chiodi che cadevano davanti a loro e lui si liberava? Oppure avrebbe attraversato col suo corpo i chiodi, come attraversò nella resurrezione il telo che lo avvolgeva? Come avrebbe fatto? Non lo so, ma avrebbe sicuramente stupito tutti. Tutti ne avrebbero scritto, scrittori ebrei, pagani, tutti avrebbero detto in un tal giorno, in quel giorno, in quella città del Medio Oriente, a Gerusalemme, un uomo è come un fantasma, è sceso e ha strabiliato tutti. Sì, avrebbe stupito tutti, forse qualcuno avrebbe creduto, ma il Signore dice nella sua parola che quel credere sarebbe durato poco, perché la fede vera, quella che dura e ci fa perseverare fino alla fine, non è la fede che ci sconvolge emotivamente, facendoci vedere qualcosa di inspiegabile, ci fa venire la pelle d'oca, ci commuove un po', perché quella fede dura un po', poi viene via e se non c'è il fondamento, quella fede risulta come un vapore. La fede che ci fa resistere fino alla fine si fonda su Gesù che muore sulla croce per noi. Riporre la nostra fiducia in colui che perdona il nostro peccato, questo ci salva. Sì, Gesù avrebbe stupito tutti, ma rimanere sulla croce sarebbe stato di più, perché sulla croce egli vinceva la morte. Stava vincendo la morte. E nessuno di noi vuole morire. Non vi chiedo di alzare la mano, lo so. È sufficiente vedere, se siete stati in aereo, quando c'è una turbolenza, quanto forte vi aggrappate al bracciolo, ve lo dico sempre. Questa è la prova che nessuno di noi è fatto per la morte, noi non vogliamo morire. E Gesù sulla croce ha vinto la morte, perché noi potessimo ereditare quella vittoria per noi. Egli avrebbe potuto avere un attimo di gloria scendendo dalla croce, ma non scendendo dalla croce, egli è stato sovranamente innalzato. Egli ha vinto ogni cosa. Egli si è umiliato rimanendo sulla croce e il Padre l'ha innalzato anche sopra la morte. E noi abbiamo ogni cosa in Lui perché Lui non è sceso dalla croce. Ci ricorda Paolo nel passo glorioso dei Filippesi che dobbiamo avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Alleluia. Sì, avrebbe potuto avere un attimo di gloria, ma così ha avuto la vittoria per sempre. Egli adesso è il primogenito dei risorti, egli è il primo a vincere la morte, egli è il primo per noi, egli è il capo e il conduttore della nostra fede, egli ha vinto sul peccato, sulla morte, sui legami, sulla tristezza, sull'angoscia, sulla croce egli ha vinto.
ha vinto per noi. Lui era già il re, era già vincitore, era già in gloria. Se fosse sceso di croce avrebbe riportato una piccola vittoria sua personale. In realtà Gesù stava vincendo per noi. Quella vittoria sulla croce è la sua vittoria, ma era per riversarla su di noi. Egli ci rende più che vincitori, perché non è sceso dalla croce. E se questa mattina noi possiamo chiedere al Signore di essere liberati dalla depressione, dalle catene del vizio, dall'oscurità delle tenebre, dalla paura, se possiamo chiedere a Dio di essere liberati da queste cose, è perché Lui non è sceso dalla croce e ha vinto per noi. E noi non chiediamo al Signore qualcosa dicendo puoi farlo, non puoi farlo, sai di che si tratta. No. Ogni volta che noi facciamo una richiesta a Dio, noi stiamo semplicemente ricordando al Padre che quell'esaudimento, quella richiesta è già stata riportata alla croce. Stiamo dicendo al Padre, Padre, quel giorno sulla croce tuo figlio non è sceso e ha vinto le mie malattie, ha vinto il mio peccato. Quello che ti sto chiedendo, Padre, è che parte di quella vittoria tu la applichi al mio cuore. Gloria a Dio. Questo vuol dire che Lui ha già vinto per noi. Che ogni catena spezzata, che ogni cuore lavato, che ogni anima liberata sono già state spezzate, liberate alla croce. L'ha già fatto Lui. E noi dobbiamo semplicemente dire al Padre, quando diciamo nel nome di Gesù, dobbiamo solo dire al Padre, Padre, torna al Golgota a prendere quella parte di vittoria che ti sto chiedendo per me e che Gesù ha riportato. Alleluia. E questa mattina andiamo al Padre dicendo, ha già vinto Gesù. Ha già fatto Gesù ogni cosa, i miei peccati sono già stati pagati da Gesù. Padre, vai alla croce e prendi la parte che mi spetta della vittoria, perché io credo in Gesù Salvatore. E per quel sacrificio il Padre ci esaudisce e noi abbiamo la vittoria. Sia benedetto il nome del Signore. Alziamoci in piedi e afferriamo la vittoria nel nome di colui che non è sceso dalla croce.